Sì. Applauso a tutti democratici. Iniziamo a fare quello che ho detto. Ecco, andiamo veloci. Allora, quando dico che faccio l'insegnante, quando dico che lavoro a scuola, tutti mi chiedono: ma c'è droga nelle scuole? Che c'è droga a scuola? E io rispondo: sì, ci sono fiumi di droga dentro, fuori, davanti alle scuole. Allora, come si combatte questo problema di sicurezza, di criminalità? Con due percorsi paralleli. Da una parte dobbiamo contrastare la vendita delle sostanze stupefacenti, ma dall'altra parte dobbiamo contrastare il consumo, il bisogno di droga, di sostanze stupefacenti, perché questa società, se ha tutto questo bisogno di droga, vuol dire che se una società malata, che abbiamo qualcosa che non funziona dentro sua testa. E qui come si risolve il problema? Con l'educazione, e su questo ci sto lavorando io da 15 anni a scuola, con i vostri figli che sono seduti sui banchi davanti a me e che tanti mi conoscono e che li ho aiutati in matematica, in fisica, in chimica, magari a superare qualche test d'accesso alle facoltà universitarie. Quindi con l'educazione da una parte, e poi mandando in strada quei 500 agenti di polizia locale che abbiamo, che evidentemente sono destinati a delle attività burocratiche. Siamo in Italia, il paese dove chi ha burocrazia crea posti di lavoro, l'inutilità elevata a sistema. Allora qui c'è anche da cambiare le regole di ingaggio, però. Il compito di un consigliere comunale è quello di controllare come funzionano i regolamenti dei servizi pubblici e vedere quali sono gli spazi di manovra per vedere se le regole di ingaggio della polizia locale possono essere cambiate. Benissimo. Dislocandole per esempio in altri teatri operativi, in via Bissuola o alla Gazzera davanti alle scuole, che non ho mai visto una pattuglia in 15 anni, dove sfrecciano motorini, sfrecciano pattini elettrici e loschi individui girano con le sostanze stupefacenti in tasca. Svegliamoci, mestrini! Ecco, mantenga il microfono, però deve parlare un po' più piano perché altrimenti... Non ce la faccio, quando mi emoziono è così. Poi c'è il rumore di fondo e io tento di superarlo. Allora, tenga il microfono, Vianello, e a questo punto siamo cronometrati perché dobbiamo chiudere entro 20 minuti, quindi parliamo dell'aspetto migranti, quindi l'aspetto migranti, moschea, integrazione, abbiamo visto di tutti i colori, un po' c'è una campagna elettorale fatta da persone del Bangladesh che vivono nel territorio fatte nella loro lingua, e addirittura sembra che una persona si sia aperta una partita IVA della lista del PD apposta da verificare, poi altri invece candidati del Bangladesh delle liste di centrodestra, quindi in pratica la domanda, avete un minuto di tempo, adesso la Stefania ci controlla anche il tempo, moschea sì o moschea no? Allora, innanzitutto premetto che i partiti possono mettere nelle loro liste chiunque, millantatori, cialtroni e falliti di ogni genere e tipo che si riciclano sistematicamente in politica. Per cui io non mi permetto di polemizzare assolutamente o di criticare la scelta che alcuni partiti hanno fatto di mettere legittimamente dei soggetti che godono di tutti i diritti civili e sono qui. Poi sull'opportunità, sulla rappresentatività della nostra anima e della nostra identità saranno gli elettori a valutare da chi vi sentite più rappresentati. Lo deciderete voi in cabina elettorale questo. È logico che poi nel Comune di Venezia noi viviamo di riflesso i catastrofici esperimenti migratori che sono stati fatti dai partiti nazionali che reggono il sistema centralista. Riguardo la moschea, c'è da dire una cosa semplicissima: non ci sono, devono stipulare dei patti
con lo Stato italiano, come hanno fatto tutte le altre religioni, e poi potranno aprirla. Bene, passare il microfono da Gimmo, un minuto. Sto molto con